colloquio con i nembi, tra pareti verticali, ritornando dalle nubi, per svanire tra le nubi. Sulla testa dell'elefante che fatta di dolomia, tutta rocce bianche, c'è un baito di cemento e legno. Lì tra le nubi in tempesta coltiviamo arcobaleni nella nostra testa. Con le mani a visiera sulla fronte continueremo a scrutare orizzonti cangianti, decifrando giorno dopo giorno le parole del vento, prima di finire a colloquio con i nembi, tra correnti ascensionali, ritornando dalle nubi che ci hanno generato. Quando il vento è uno schiaccianoci, prende il baito nella morsa e la pioggia sferza ed il monte smotta. Col nevischio che punge sulle braccia ci stringiamo un po' più forte, pensando che forse sarà l'ultima volta prima di finire a colloquio con i nembi, tra pareti verticali, ritornando dalle nubi che ci hanno generato. A colloquio con i nembi, tra pareti verticali, ritornando dalle nubi, per svanire tra le nubi. Colloquio con i nembi, tra pareti verticali, per svanire tra le nubi. A colloquio con i nembi, tra correnti ascensionali, ritornando dalle nubi che ci hanno generato.